Allora, tante previsioni, tanti exit poll, un po' smentiti in maniera positiva per quanto riguarda il centro-sinistra in questa sfida tra Orsoni e Brunetta. Ormai siamo circa a metà dello spoglio, si può già trarre qualche conclusione. Vi aspettavate un divario così netto? Sì, a ragionare del clima della città, a ragionare di questa campagna elettorale, magari no guardando i dati di ieri sera, però il ragionamento era questo, Zaia tirava tanto, Brunetta non avrebbe tirato, perché la Lega fa così. Perché il clima della città è stato un clima positivo per il centro-sinistra nel corso di una campagna elettorale molto meno mediatica di quella del candidato Brunetta, ma fortemente vissuta nel territorio, nei singoli luoghi, con le persone dal centro-sinistra. Io penso che ce la facciamo al primo turno, ma sto già incrociando le dita, vedete che ho le mani dietro la schiena. Sento che ce la facciamo, sento che Venezia ha risposto bene al governo di questa città del centro-sinistra, alle prospettive di futuro che abbiamo saputo dare, chi era candidato, chi non era candidato, i partiti comunque che sostenevano Orsoni, le persone che sostenevano Orsoni ed io fra queste, avendo fatto prima le primarie, con tutta la lealtà doverosa in questo caso e con tutta l'amicizia. Insomma, se va così tra un pochettino festeggiamo. La grande onda della Lega che si è battuta sul nord non si è battuta invece su Venezia, la Lega rimane all'11%. Ho visto i dati ieri della zona di Favaro, della municipalità di Favaro, dove insiste il campo Sinti con tutte le polemiche annesse e connesse. Questo era un dato che sul territorio dimostrava che la Lega non aveva sfondato neanche su un tema così becero trattato da loro. Quindi è chiaro, la Lega ha votato Zaia, ha votato per vincere la regione, non si è dannata più di tanto a Venezia. Guardando i dati degli anni scorsi, in fondo un 11% è rispettoso di una crescita, ma certamente non è quello che loro si aspettavano. Già da ieri sera però li vedevo dubbiosi. La giunta eventuale, incrociando le dita di Orsoni, sarà una giunta ovviamente di centrosinistra, però che vuole diversificarsi rispetto a quella precedente di Cacciari. Io credo che lo farà, Orsoni è capace di governare bene, l'ha dimostrato con una campagna elettorale assolutamente moderata sui temi e con i toni, ha saputo dire che vuole innovare, ha saputo dire che vuole mantenere ciò che di buono è stato fatto, ovviamente una persona come lui, un sindaco come lui saprà trovare un giusto mix tra innovazione, non conservazione ma continuità.